Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Spengono le luci, Eccoci! tacciono le voci e nel buio senti sussurrare. Ci sono gli ospiti, Prego. sono in coppia, Vuoi ballare Uncia con me? e Fazzo, Uncia, Fazzo, benvenuti, benvenuti alla settima puntata di Grazie, prego, scusi, tornerò e vado di fretta perché ci sono molti ospiti. Gli opinionisti sono già seduti, eccoli qua, Raffaella Reda, Simona Micheli, Peppino Spizzirri, Gemma Altimari, eccola qua, benvenuti, grazie. E andiamo subito, partiamo con 3 ospiti. Non è una squadra, assolutamente. Non vi dico niente, inizio a presentarli perché i nomi non sono facili. Primo artista è Mussindo, sbagliato, vieni. Ho sbagliato. Come stai? Ciao, siediti. Lei è Mambinda Meng, l'ho detto giusto, vero? Vieni, vestitissima, complimenti, ciao. L'accompagna una ragazza italiana, lei è una creativa, è una stilista e comunque crea questi abiti che richiamano l'Africa e quindi è un discorso molto interessante. Lei si chiama Clara Gabriele, eccola qua, giovanissima. Ciao, come va? Bene. E adesso, signori miei, ho il piacere di ospitare 2 grandi artisti che conoscete perché comunque sono molto seguiti dal pubblico calabrese e non solo. Allora, sono Roberto Giacomo Antone ed Eliseno Sposato, eccoli qua, benvenuti. Ciao Eliseno. Signor Dio. Prego. Bravi. E adesso che abbiamo? Abbiamo 2 giovani imprenditori calabresi, ma vi dico giovani nel vero senso della parola. Vi presento il primo che è Attilio Romano, eccolo qua. Bene, benvenuto Attilio, come stai? Accomodati. E l'altro è di una dinastia conosciuta non solo in Calabria, in Italia, ma vi dico in tutto il mondo. È un marchio che adesso è molto conosciuto. Lui è giovanissimo, non ci crederete, dopo vi dico l'età. Tommaso Greco, eccolo qua. Bravo. Come stai? Buonasera. Ma dove andate? Vieni qua, dove vai? Bene, iniziamo. Un po' di musica me la metti? Mi metti un po' di musica? Ecco qua. Vado. Perché vengo qua? Perché lei ha un giacchetto, cosa c'è? Mascalzone latina. Mascalzone. Il pane è fatto da te. Pane, sì, fatto da me ovviamente, che si chiamerà Mascalzone e ve lo voglio presentare. Gli opinionisti, gli ospiti, Claudio Greco, Mascalzone. Mascalzone, Mascalzone, poi ti assaggeremo. Mascalzone, dopo ti mangiamo, però Sì, non sì. stai nel sacchetto. Peppino, come stai? Bene, grazie, bene. Ma è una puntata fantastica sarà perché Adesso, piena. piena di amici, piena di colori. Ma tu piena hai di tante visto cose. Michele, cameraman, Francesco, io li devo ringraziare perché impazziscono. Grazie. Vado agli opinionisti. Madonna, è una corsa. Stai facendo la staffetta Cara, ma oggi. come stai? Bene. Ma guardate che donna di classe Sono oggi, che rock and roll. chic, raffinata. Cosa c'è scritto? Amo i miei nemici. Ma che bella, benvenuta. Grazie. La Simona.
caro. Come stai? Una puntata bellissima. Puntata stupenda. C'è gente bella oggi. No, sempre gente bella abbiamo avuto. Ma oggi particolarmente, insomma. Assolutamente, Ecco, assolutamente. ecco. Allora, benvenuti a voi. Maestro, come va? È un grande piacere essere qui, veramente. È un piacere Molto nostro. Grazie molto bene. Poi non lo Solo so. il microfono. No, poi magari più tardi. Sì. Si appoggia più tardi. Sì. No, adesso no. Come va? Siete in tournée? State facendo qualcosa? Sì, noi siamo sempre impegnati, adesso stiamo lavorando ad un nuovo spettacolo, sempre come Terra di Piero, che si chiama Andura. Ah. È un progetto ambizioso perché parlerà di disabilità, di discriminazione, insomma è una cosa bella. Lo portiamo il 16 maggio all'Acquario. Ma che bello, io vi seguo. Già soldato. Lo so, Noi soldato. come Associazione La Tele di Piero stiamo ritornando dall'Africa oggi, oggi il primo gruppo Sergio tornerà la settimana prossima perché il meritato riposo sta un paio di giorni in più e poi saremo impegnati a Toronto a settembre col nostro cavallo di battaglia che è Consativici. Consativici è stupendo, mi dai il microfono, tanto ritorno da voi, passalo di là il tuo, passo questo microfono di qua, vado di qua, lo riporto a Pep. Allora, come stai? Aspetta, com'è il tuo nome? Microfono, scusami, microfono. Vedi, hai ragione. Tu ti chiami Mambinda Meng. Ma sei stupenda, Mambinga. Grazie. Tu mi imbingi così, non Mambinga. Mi sono imbindo guardandoti, guarda. Di dove sei precisamente? Senegal. Senegal? Sì. Ma vivi in Italia da quanto? Da 3 anni. Da 3 anni? Sì. Sei felice di stare? Sì. Ma c'è la tua famiglia? C'ho mio zio qua con gli amici. Con gli amici? C'è la tua famiglia in Senegal? In Senegal. Ho capito. E tu cosa fai? Sei artista, balli? È il tuo lavoro questo, no? Sì, è il mio lavoro. Ah, il tuo lavoro? Sì. E lavorate insieme? Sì. E puoi dare il microfono a lui? Ma c'è un giuggio convinta o no? Lui capisce pure il dialetto giugiato ogni tanto o no? Insomma, Claudio, guarda lei è la non la moglie, capisco quindi perché non te- Lei è la moglie? Lei è la lei è moglie. la mia donna. Lei è la mia Non è mi per fare quello- Giugiate con la musica, volevo dire. E per quello io. sto ridendo, con la musica sì. Con la musica, ma io sono curioso, no? Sono curioso. Aspetta che io devo leggere il tuo nome perché Musa Ndao. Scusami, io vorrei sapere questa pelle che usate sui tamburi. Sì. Ma è pelle umana o pelle, diciamo? Perché Manco Fantozzi dice che era pelle umana. no, però non si sa mai, Oggi si può usare di tutto di più, capito? Dico in uno spray, è caduto un giafazzo là, mi è caduto a terra. Si è abbuccato. Gesù. Senti, e ti volevo dire, e tu invece vivi da più tempo? Sì, vivo a Cosenza da 5 anni, diciamo, quindi Lasciali, non ti preoccupare, lasciali. ritornando sempre sulla pelle che mi hai chiesto, questa è la pelle di capra. Vedi? Quindi È un tu strumento dimmi, che l'essere umano non è una capra. Effettivamente, Capra. con le capre che abbiamo in giro abbiamo tante è umane, capre. è vero. sì, perché qua lo usate molto, pure noi in Africa, ma noi usiamo 2 tipi di No, pelle. qua però, lo quindi- siamo di meno, però ci sono No, molte per i No, strumenti sì. per i tamburelli Perché si usa molte solo la capre umane capra. qua, capito? Fammi Allora parlare noi dimmi. facciamo, siamo un gruppo, diciamo, perché io vivo qua a Cosenza da 5 anni, quindi abbiamo questo progetto che stiamo facendo conoscere la musica africana qui a Cosenza, diciamo in tutta la Calabria. Ok. Quindi diciamo ci sono calabresi nel gruppo, ci sono senegalesi, c'è amici del Mali, Burkina, quindi siamo un po' mischiati, quindi con questo progetto che stiamo facendo da 5 anni. Però ti voglio fare, sì, una bella dialettica c'è, mammut, no, com'è il nome? No. Mussa. Senti, voglio parlare un attimo con prenditi il microfono, questo incontro con lui Sì. è avvenuto quando? 5 anni fa. Ti sei subito innamorato? Sì. Hai visto che suonava il tamburo sulla pelle caprese e non... o no?
E ti sei innamorata? Vabbè, è la personalità che fa innamorare. Ma oltre certo, al musicista. io scherzo, perché è bellissimo, tu sei una creativa, però l'ispirazione è venuta da lui, no? Sì, tu, no? assolutamente. Io adoro l'Africa da sempre, da sempre. bambina. E poi sì, l'ispirazione è venuta con lui quando mi ha regalato il primo tessuto africano. Ma cosa hai fatto? Un bodo, lingerie? Non lo so, cosa hai fatto con il primo tessuto? Con il primo tessuto no, ho realizzato varie cosine, tra cui alcune cose per la casa, come cuscini, il divano, cose così. Ma queste sono opere tue, no? Sì. Anche il cappellino? Sì. Ma brava, tanto dopo ritorniamo un pochino a parlare con voi. Fatemi parlare con questi due giovani opinionisti, mi raccomando. No, di là le microfoni. Mi raccomando, fate qualche domanda a questi due bei giovani, baldi giovani. Vi dico l'età di Tommaso. Tommaso io lo conosco. Dai, l'età di Tommaso, giusto così per vedere se... No? Posso? Dai, di. Ma Tommaso è lui? Sì. Secondo me Tommaso c'ha 21 anni. Ma ci sei andata quasi vicino, 19 anni ragazzi. Oddio, perché Tommaso io pensavo ha 18, 19 però anni, è giovanissimo, vi posso dire che lui rappresenta in pieno oggi, no? L'azienda, è ancora al liceo, quest'anno fa gli esami di Stato, è vero? Sì. Bene, racconta tu un pochino. Allora, io mi occupo di quella che è una parte della nostra azienda da un paio d'anni ormai, perché già da piccolo mi hanno inserito Già da piccolo all'interno... beveva lui? No, non bevevo, però mi hanno inserito all'interno dell'azienda, quindi lo faccio con grande passione e ci tengo molto a portare avanti quello che è stato costruito dalla mia famiglia da ormai 3 generazioni. Tu avevi un legame come nipote particolare con tuo nonno? Con mio nonno, sono l'unico dei nipoti che l'ha conosciuto, inoltre porto l'onere di avere il suo nome, quindi è un doppio peso questo per me, però diciamo che lo faccio appunto con molto orgoglio e mi sono buttato nel mondo da del lavoro. poco sei tornato da Vinitaly? Sì, sono stato al Vinitaly nei principi di aprile. Presto andrò negli Stati Uniti perché anche lì abbiamo dei mercati per quanto riguarda il vino e l'olio. Ecco un altro giovane imprenditore, Attilio Romano, calabrese, Cosentino. Calabrese Doc, Cosentino. Cosentino. Sì. Tu invece sei in un altro settore. Sì, un bellissimo settore, molto particolare. Parliamo d'estetica, caro Peppino. Sì. E quindi lui ha iniziato questa avventura da quanti anni? Adesso sono quasi 6-7 anni che mi occupo di estetica, perché tanti anni fa ho scelto questa mission dove la cura della persona, la bellezza mi hanno coinvolto e sono rimasto affascinato e ad oggi fa parte della mia vita. Tu prossimamente a fine maggio si aprirà in centro, nel salotto della città di Cosenza, in via Limena, e questo centro... apriremo un altro punto, perché abbiamo diversi punti. Ma punti. che hai scelto già una testimonial tu? Sì? Sì, è un'attrice, io la trovo molto charmante, molto femminile, giusta per te, che è Raffaella Reda. Sono io. E lei sarà, non lo no? sapevo. No, ma veramente dopo ne parliamo perché... Ci siamo già accordati prima, no? Hai visto? Ah, sì, già avete infilato? No, siamo... Non ti ha lasciato di piede nemmeno a te, nemmeno a me. Poi vediamo anche a te, Claudia. Attilio, ma tu sei fashion con questo look o sei a lutto? No, non vorrei fare... È il mio stile. È il tuo stile, così colorato? Ma guarda, è un modo mio di riconoscermi. Pure la mia, era una domanda per conoscerti. Certo. Non ti preoccupare che io in nero mi ci vesto pure quasi spesso. Però nero su nero, calzini neri, ma camicia nera. Ci sta. Sì. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vieni con me, vieni. A mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is ready. Dopo ti faccio parlare con i tuoi. Grazie.
Dove sono? Fermi un attimo. Scusatemi, dopo c'è questa bottiglia, quindi ricordiamoci che a fine puntata brinderemo Pane e vino. Pane e vino. Ma i bicchieri li abbiamo? Certo, ce l'ho in macchina. A Garganella. No, pure a canna. Certo. Figurati. A canna mi piace tantissimo. Prossima. Come? Spero che non siano abbastanza cattivi anche con me loro. No, certo. Ma il ruolo dei Simona, una domanda a è quello di Tommaso. essere anche cattivo. No, Tommaso lo voglio ascoltare un altro paio di minuti. Lo vuoi ascoltare di? Hai una domanda da Tilia? Con Tommaso però non ce la facciamo, ad essere Perché? cattivi, te lo dico. Non ce la facciamo. Perché è No, bambina. noi ce la facciamo con Tommaso a essere cattivi. Proviamo. Sì, ma come no? Proviamoci, dai. Come- Ce la No, facciamo. io, cari amici miei, una piccola gag, piccola, la facciamo. Aspetta che ti prendo l'altro microfono. Mi date l'altro microfono, per favore? Io la facciamo 2 secondi giusto. No, 2 facciamo secondi, un minuto. Di fesserie di Crocco. Allora, bello che lo ripetano pure loro. Ma ce la fai a tenermi il microfono? Sì, vai. Allora, 6 cosentino 6. 6 cosentino 6. Inizi tu. In famiglia è sempre un zio, un cugini, un zio, un cugini, un zio, un zio, un cugino, che conosce l'infermiere all'ospedale. E 6 cosentino 6? Se quando ti chiedono cosa cerchi esattamente in una donna affinché possa serenamente aspirare a intraprendere un percorso di vita comune con te, tu rispondi con energica gentilezza: Amen. E 6 cosentino 6? Verso l'una meno un quarta domenica, quando mamma ti sta facendo la sagna, tu con una manuzza le sbirtole che lo cuvircio con lo succo con una mezza rolla di pane, e mentre ti sta calando un 4 porpetti che per la pastacchina, le mini una quadrupletta, perché la sgamata e già l'ha ammucciata, ma tu l'ha fricata. E 6 cosentino 6? Quando tuo figlio a tavola ti dice: papà, non ne voglio più, e tu rispondi serenamente: mangiatillo senza pane. Vediamo, ne facciamo un'altra. Un'altra. E 6 cosentino 6? Quando a carnevale mamma ti vestiva di Zorro e ti portava a Piazza Loreto a diceraccino di Zorro e principesse Sis tutti uguali, a te ti veniva una raggia che mi sembrate tutto con un palo. L'ultima. E tu donna 6 cosentina 6, dopo aver picchiato tuo figlio, gli dici amorevolmente: e stasera appena si ricoglie a patria ti do una ruria, sto te. Bravi! No, guarda, dai il microfono per favore a loro. Ma questo fa parte di Contattivici? No, noi siamo partiti, allora, noi siamo la terra di Piero innanzitutto, sì. Siamo partiti per costruire, lo faccio velocissimamente, sì. Per costruire un pozzo e abbiamo iniziato, oltre a vendere i soliti gadget come tutte le associazioni, con le poesie di Sergio Crocco, che è il nostro presidente. In questa in particolare e altre opere erano dei primi libri che lui scrisse molti anni fa, Simicu senza Nicciabaca, Cristiano Maniamoni, eccetera, eccetera. Da qui abbiamo estrapolato uno spettacolo che si chiamava Maniamoni e lo facevamo giusto per pochi intimi. Poi venne Consativicci, poi venne Fuori a Fascino, vennero tante altre cose, poi il nostro Tre uomini e una seggia primo e secondo. Però queste sono cose estrapolate dai suoi scritti, sono tutti della fantasia di Sergio Crocco, e bisogna dirlo. Ma tu ci sei dall'inizio, da quando è iniziata questa avventura con Contattivici, quando sei entrato tu? Sì, praticamente coincide, io ho conosciuto Sergio e lì sono iniziate pure le mie sventure. No, non è vero. Ho conosciuto Sergio e ci siamo trovati subito bene, abbiamo iniziato a fare cose belle da subito, abbiamo iniziato a fare teatro un po' per caso, però poi la gente ha iniziato ad amarci. Ma un successo. E quindi siamo rimasti su questo filone, su questa scia, con tutte cose che scrive Sergio, dobbiamo dire un la applauso verità. a Sergio Crocco. Poi è una persona
toda belleza. Toda gioia, toda belleza. Ma tu balli? Passate il microfono. Ma tu balli? Sì, no, per non mi fare ballare. Ah, ma cosa? Comunque hanno detto che c'è la pubblicità, che volevo dire. C'è la pubblicità, c'è la pubblicità, è già finita il primo blocco. Ci vediamo tra. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Farafitelu nanai, ei juguyamai. Jibrili nanai juguyamai. Jibrili nanai juguyamai. Musa nanai juguyamai. Mamita nanai. Adi na 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 na, hey Juguyamani. Juguyamani day, hey Juguyamani. Ra na 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 Juguyamani. Andiamo di nuovo, rimani, vieni qua, vieni. Olle! Bravi, cose forte, non dirmi buonanotte, soltanto per stasera. Amore capo. Eccomi, di nuovo. Dov'è? Ma cosa è capitato? Come? Grazie. Sei un grande artista. Grazie, carino. Tommaso, ti stai dimmi. No, volevo fare una domanda a Tommaso. Sì. Che scuola vai? Allo scientifico. Quale? A Cariati. A Cariati. Ah, quindi non sei di Cosenza? No. Ma perché ti interessa la scuola? Perché io potrei essere un insegnante. Addirittura. Storia e filosofia. Ma questa giacca, Di successo, ovviamente. Questa giacca di che colore è?
fucsia. Un fucsia. O sono daltonica? No, è rosso, è rosso. È un rosso mattone. Rosso vinaccio. Claudio, che colore È rosso vinaccio, scusa, produce vino. Potrebbe andare bene con la Non è che ci vuole assai, voglio No, dire. la mia è più decisa, il suo è un colore. Ma tu vai a scuola vestito così? No, io vado a scuola vestito normalmente. Ah, normalmente che significa per te? Ad insegnare. Quindi pensavo che tu fossi in pigiama, no? Cioè, ma poi sei raffreddato, per questo sei portato il fazzoletto? Il fazzoletto questo qui? Sì, o c'è serviva attaccato Claudio, proprio. Serviva a me. Claudio. Spizzi pure tu, ancora con sti Parliamo di una fazzoletti. cosa molto molto importante. Gemma deve dire questo che... Di una cosa che quale telecamera ho? A James. Qual è questa? Guarda quella telecamera, non guardare me, guarda qua. Guarda Ciao qua. Mario, questa è l'ha realizzata la famiglia di per l'appunto di Mario Gualtieri. Il figlio in particolare si è impegnato in questo evento. Si chiama lui, Maximiliano, in questo evento che si terrà il 15 maggio prossimo 21 al Teatro Rendano alle 20:30. Amo la mia Calabria, questa mia terra e ne sono orgoglioso. Datemi un bicchiere, voglio bere. Il vino a volte fa dimenticare. Non voglio ricordare questa sera la donna che ridendo mi lasciò. Vieni, balla con me, zia Teresina. Viva Mario! Indimenticato. Ciao Mario, grande artista veramente. Un saluto Massimiliano, come non ci saremo in tanti. Sì, sì. Mi raccomando, al Teatro Rendano ripetiamo la data. Il 15 maggio alle 20:30. Ciao Mario. Ciao Mario! Dopo dovete ballare con me e lei, no? Sì, senti, ma con le donne come andiamo? Chiede a lui o a me? No, a lui. No, a tutte e Lui due. sembra più Latin lover. È più grande lui però. No, tu sei più piccolo, allora devi rispondere tu. Mi dispiace. Ogni qualvolta mi vedi mi fai sempre la stessa domanda. Ma non è vero, scusa. Io sono un ragazzo timido, Claudio. Tu sei timido. Allora te la faccio io con le donne come va? Hai capito? E io te la faccio sempre, giustamente. Con le donne va bene, va bene. Va Ho molte bene. amiche. Entra più nei dettagli, Ho noi molte siamo amiche, qui per non sono- sapere, abbiamo Non sono impegnato. Non sono impegnato. Ma non esci sono- ogni tanto dalla gabbia, voglio dire, no? Vai a prendere un po' d'aria, o no? Sì, Ah, per meno forza. male. Quindi ha capito tutto, vai il ragazzo. Tu invece alla grande. m'hanno Invece è detto. bellissimo. No, tu mi hanno detto che vai che vai, ci vai. In questo momento siamo tranquilli. No, Adesso tranquillo in non dipende. trasmissione. Adesso in trasmissione siamo tre. No, questo significa che ha quasi una fidanzata e quindi non No, può no, è dire. single, no, conosco la sua storia e quindi è molto single, quindi ragazze è un buon partito. Molto single, chi può dire? Molto single, molto solo, molto viver. Io ho molto... smesso ormai. Tu hai smesso, ormai ho smesso. ma viver o di viva? No, di viva, se lavorassi nella sua ditta gli facessi a chiudere io praticamente. Veramente? Sì, Perché? sì, mi piace. Ti piace? Se gli facessi a chiudere. Ma Cioè, ti se piace se Tommaso o ti piace un vino? No, mi piace il vino. Dico, se lavorassi da loro sarebbe la fine loro. Peppino, ti vedo un po' spento. No, ero preso da queste cose, mi piace. No, ma tu non ci sei stato. No, ero assente. No, a Roma? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. E c'è tutto stato... bene. Sono uno stato per step. fatti professionali e per fatti invece così di ameni. Perché ho avuto di diletto, sì, perché ho avuto una riunione professionale e poi ho partecipato ad una festa di una mia amica che festeggiava il compleanno, festeggiato in un vivaio bellissimo e la festa era a tema ed era il circo. Quindi tutti gli ospiti era il circo. Per cui tutti gli ospiti Scusa, perché non ce l'hai detto che venivamo? perché voi eravate impegnati in Perché lei è una trasmissione. vivaista. Perché era Capito, nella io stessa- facevo la pianta. Lei è una vivaista. una La grassa. chiamano la Nilla Pizzi calabrese. No. La Nilla Pizzi Calabrese. Beh,
Dimmi. Fammi questa domanda. Dici che cosa sono quelle stelle? Cosa sono quelle stelle? Ecco, questo è Claudio e queste sono le calamità. Ma sei veramente, guarda, sei Siamo fantastica. bellissime. Senti, Simona, svegliati un po', quanto è scorsa? C'è troppa gente. Ma che c'è troppa gente? L'altro che ti giorno devo eravamo dire? due gatti e non Scusa, che parlavamo. ti devo Ma fai dire? qualche Che domanda. vuoi sapere? Ma di qualcosa, Tommaso. Cosa dovrei dire? Ma non lo so Tommaso. io, sei tu che devi dire. Tomma, cosa fai nel tempo libero? Vado in azienda. Sempre in azienda. Sabato e domenica no. No, è Sabato bugiardo. e domenica dove Ma vai? sai Mi perché? dedico Cosa fai? Che gente all'ippica. frequenti, ecco. Frequento Claudio purtroppo. Ma lo sai perché? Ma Addirittura, ti dico, bello. va sempre in azienda, tu lo sai, perché si imbosca nelle vigne lui. O nelle botti. questo l'ha detto Tomma. lui. O nelle botti. Nelle botti no, già una cosa Meraviglioso. E nelle botti. H24 come si Ma dice. nelle botti Passate piccole. questo Che c'è il vino microfono. buono. Un'altra battutina, qualche battutina, qualcos'altro, piccola, dai, a Al vola volo a vola. siamo senza. A vola a vola. Possiamo parlare del problema che ci attanaglia? Intanto che tu trovi la battutina, parlo del problema che ci attanaglia da noi cosentini da una vita. Sì. È una persona cattivissima. Dall'infanzia, quando noi già nasciamo, abbiamo questa persona cattiva che ci perseguita. Quando poi cresciamo e siamo a letto, bravissima, lo sai già chi è che ci perseguita. Anguno, è Anguno che ci perseguita. Perché dici, domenica alle 9, vorresti dormire, arriva mamma ta, alzati. Perché? Poi viene Anguno. Io non ho mai capito chi è Sanguno, chi è Anguno. Poi quando ti portava a Rugranzola, quella Z, perché Rugranzola è anche, può cambiare 18 denominazioni, non esiste più, lo posso dire, se no, non è il nome d'azienda, è morto. Quando ero a Rugranzola comprava caramelle, mamma ta comprava cose, tu ti ricriavi, dici, mo vai alla casa mi mangio tutte. Allora andavi a casa e ti dice no! Che viene Anguno e si può mangiare. Ma è bellissimo. È una cosa terrificante. Tu vuoi Maestro, siamo poco. vuoi fare un sei cosentino sé? Sei cosentino sé? Sempre riprendendo il fatto del figlio, se lo stesso figlio ti chiede di fare una cosa perché anche i suoi amici la fanno e tu stavolta in modo energico gli rispondi e fammi capire. E se oggi si fanno iettano dopo quando i mangini ti ci vai e te pure tu. Vai per un altro, dai. Non lo so, fai tu. Allora, sei cosentino sé? Cammini in Piccorso Manzino e un amico ti dice, compa scusa mi fa appicciare. Tu ci poggi l'accendino che non manco se ne accorge, sa, già me lo tendrà la sacchetta se ne chiudo. E sei cosentino sé? Questo non si può fare, secondo le leggi. Vai? È tutto improvvisato, quindi siamo in diretta. Sei cosentino sé? domenica. Si fa crida a tutto che conosce, che appartiene, che sa, e poi non ti conosce manco mamma. Va bene, grazie, bravissimi come sempre. Grazie, grazie Roberto. Quando inizia a preparare la bottiglia, mi passate il cellulare, mio amore. Allora, O mi tratti bene o mi tratti male. ma no, io ti tratto bene. Tu lo fai per spronarmi, per però spronarti, cioè, perché lei una c'ha pure le lei sue è un cose ad un talento. certo punto. A proposito di talento, lei, la signora qua, è una cantante. Sì. Dico, allora Ho un gruppo che si chiama Coram Populo, si chiamano Coram Populo, Che significa? alla presenza del popolo. Ma che bello, ma come sei brava. Li saluto tutti, sono tutti bellissimi, io sono l'unica donna. Allora voglio far parte del gruppo, scusami. Certo. Va bene, ok, Aspettiamo. quindi sei l'unica donna. Sono l'unica donna in mezzo a tutti quei musicisti Senti, ma bravissimi. una cosettina la possiamo sentire, la tua voce. No, ma magari la facciamo una prossima volta. No, ma dai, è che ti faccio sentire. Ma non mi viene in mezzo. una nota. Non mi viene in Ma mente. una nota. Brava come brava l'amica mia. Tu invece che reciti, guarda, oggi veramente ti devo fare i complimenti, anche perché comunque ogni tanto ci prendiamo in giro tu. No. Sono arrivata in orario. Però lei è una donna chapeau, intelligente, colta, e
ed è un'artista, è una grande artista, è attrice, ed è vera, è attrice. Facciamo una piccola cosa, guarda là la telecamera. Ditemi dove devo guardare. Qua. Allora io. Là. Basta che me lo dite, raga, dove guardo? Guardo qui? Sì. Allora io adesso vi faccio un piccolissimo pezzo, ma proprio una cosa perché non lo posso fare tutto che è lungo. Ed è. Se è lungo fallo. No, non posso farlo. Che è un estratto di un pezzo di Monica Vitti di un film che lei telefona il dottor Malagatta. Io faccio Giancarlo Giannini. Pronto? Pronto? È il dottor Malagatta che parla. Salve, dottor Malagatta. Sì, mi scusi, lo so, sono un po' agitata. E che dovrei dirle una cosa. Ma posso qui davanti a tutti? Oppure non posso parlare? Posso parlare? Allora, le spiego. Qualche giorno fa, mentre andavo a fare delle spese... Sì, mi sente? Qualche giorno fa, mentre andavo a fare delle spese, signor Malagatta, sono stata violentata da 3 bruti. Sono stata violentata da 3 bruti. Ha sentito, dottor Malagatta? Sì, lo so, che non l'ho detto a mio marito perché sa, lui... No, io non ho avuto il coraggio e che non riesco neanche a spogliarmi davanti a mio marito, sa, c'è una certa timidezza, però... Sì, se vuole le racconto com'è andata. La prossima puntata e poi vi dico il resto. Brava. Fammi andare da loro. Madonna. Senti, ma sta danza che ha fatto lei prima, no? Sì. È una cosa... Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliare un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliare un bastone. Questi sono i Cora un Popolo e della voce di Simona Miceli. Questa è la voce di Simona Miceli. Sentite Simona. Bravo chi, grazie. Da Cristo un croce ci vicina. Cristo mai paciuri mi già pazza. Mi tratta come un cane per la via. Piglia tutto con la sua manazza. Manco la mano mia dici che è mia. Grazie Luca, grazie. Oddio, ma che... Gemma, io ti prendo sempre, come dire, dalla gola, dal palato. La ricetta! Veloce, velocissima. Sì. Dai, quella che abbiamo pubblicato sul blog, Cicorie e Fagioli, è il momento di minestra, godetevela. Minestratevi da sopra. Mamma mia, mi però. raccomando. È sul blog. La ricetta è sul blog. Ah, io parlo sempre di queste opere d'arte, Fiorentina. Giannotta. Oggi Claudio è incurabile romantico. Incurabile romantico. Incurable romantico. Queste opere d'arte. Visitate il suo sito che è www.fiorentinagiannotta.com. Grazie sempre Fiorentina. Ciao Francesco. Allora, Peppino, tu dopo bevi un po' di questo. Tu lo bevi? Uncia è già ubriaco. Ma hai bevuto? E il pane? No. Il pane? Il profumo del pane? Ah, il profumo del pane. Il profumo del pane ti piace? Pane e vino non ci mancava. Eh? Ti piace il pane? Allora, come va? Senti, Come ma va? ce lo dicono se esiste qualche danza, qualche rito Del ventre. benaugurante? No. Tu ce l'hai un bel ventre, sì, tu sei piattissima. Una cosa. L'ultima collezione tua, qual è? Proprio questa che vedi. Questa che vedo? Sì. Ma è fatta da felpe, abiti? Sì, è tutta roba casual perché diciamo i tessuti africani di solito si prestano ad abiti molto eleganti. Io invece pensavo di portarli in strada per far vedere la bellezza. Per cui il mio brand si chiama La Frix Chic, quindi l'Africa è bella. La Frix Chic è stupenda. Fantastico, fantastichissimo. Senti, allora,
io ce l'ho 10 minuti, un quarto d'ora, sì, vado. 5 minuti mi dicono, quindi iniziate a preparare, apri tu questa bottiglia, mi raccomando, mira bene. Prossimo progetto, prossimo progetto, Tommaso. Dottore Spizzirri, non lo mangi. Un attimo, scusatemi. Personale, prossimo progetto. Dell'azienda. Dell'azienda noi l'obiettivo è sempre quello di. È scattato solo, È partito, Porta bene, Porta bene, ragazzi. Porta bene. La terra non si fa. Molto pazzesco. Brava. La terra porta male. E te l'ho detto. Vedi te. La terra non si prende. Dal tavolo si prende. Ma che passione, lo stiamo spiegando perché il capo che non lo voglio. Allora, prossimo progetto. Allora, prossimo progetto quello di attaccare sempre di più i mercati esteri, soprattutto quelli orientali. Vai in Libia, che mo c'è calma. Ci sono i militari, se vuoi ci vado io. Per esempio, il prossimo progetto, Tomma, visto che sono stata buona, potremmo fare un concertino in azienda. Allora, guarda, loro subito si abbardano. Gran bella idea. Io bevo però, Tomma. Però l'ha fatta apposta, non è stata cattiva. Io bevo. Ma l'avevi pensata prima questa? Perché non sei stata sì, cattiva appositamente? Che le donne sono bugiarde. No? Sì, senti, invece tu ne possiamo parlare. Tu prossimo progetto quando è? Prossima apertura tra fine mese. Sì, manca poco. Facciamo un concerto pure nel Certo. salottino da massaggio. Blocchiamo tutto via Limena e facciamo un concerto. Via Limena e poi facciamo una richiesta. Entrate. Sì, noi sì, li massaggiamo. Voi invece cantiamo delle quest'estate orette, in no? tournée cosa farete? Saremo un po' in giro in tutta la Calabria. E come ogni anno facciamo comunque un sacco di date in tutta la Calabria. Solo la Calabria? No, io personalmente ho anche i concerti miei di solo dove vado a Roma, a Milano, da tutte le parti. Mi stai chiedendo se mia moglie è sempre con me. Mica se devo andare a lavorare portare mia moglie a lavorare. Bravo, dammi il microfono. Come bravo. Invece grandi. Prossima. Dai, Robertino. No, faccio spazio. Fai spazio. No, adesso noi come Terra di Piero ci fermiamo, come diciamo in Africa ci fermiamo un po' perché, questo lo devo dire, partirà il Parco dei Nonni. Parte il Parco dei Nonni. Bravo, il Parco dei Nonni a Rende e in altri comuni dell'Interland, dove praticamente come il Parco Piero Romeo che abbiamo fatto su Via Roma, è un parco inclusivo, invece sarà un parco dove sia i ragazzini, quindi i nipotini, con le persone più anziane, che faranno esercitazione con delle, diciamo, giostre, uso il termine, oppure giochi che aiutano la mobilità delle persone anziane. Davvero? E faremo una cosa del ma c'è genere. pure i pinnoli della pressione? No, i pinnoli della pressione ed una Lasli. Quindi c'è questo bellissimo progetto. Ma si stanno preparando pure loro, l'età di Alisena è quella che è, dice. Quindi... infatti loro lui. Siete coetanei? Ma io li porto molto meglio. Ma lui è assolutamente. la verità. Di capo, soprattutto di capo. No, anche questo look che hai. Vediamo cosa faranno gli opinionisti. La Gem dove va? No, volevo dire una cosa prima. Lo sai chi è il parente, proprio parente stretto d'Ancuno? I Gente. Non ti ci su I Gente. E poi i genti chi dicono? Oggi è già domenica, chiova, clap. Hai ragione. Ha ragione. Dimenticavo. Guarda, sei una donna di intelligenza già. E io vado a casa di Gemma perché nel primo pomeriggio vediamo una soap opera insieme. Peppino non sopporta questi pupazzi. Nell'orecchio non lo sopporto. Dagli il pane, voi invece? Io oggi pomeriggio vado oggi pomeriggio a casa mia vado.
Vai a casa Sì, tua. vado a casa mia che c'è bello. E tu Simona dove vai? A casa della Reda, che c'è bello. Ah, a casa della Reda. C'è bellissima dobbiamo casa andare della- tutti a casa della Reda. Siamo tutti invitati. C'è a anche casa della Vittorio Reda. oggi, il fidanzato La della puntata Reda. È finita la trasmissione, mi hanno fatto bere un po', non è vero, non ho bevuto. Io devo ringraziare comunque sempre gli editori di Ten, ringrazio il direttore Attilio Sabato, ringrazio Carmela Formoso, ringrazio Luca Chito per la pazienza, per la sua bravura, professionalità, ringrazio i cameraman e ringrazio quel pazzo di DJ che è Ciccio Adamo. Grazie, mi raccomando, alle 15 e alle 21, ogni domenica, mi raccomando, vi aspetto. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò.